Eder. Mac. Pallister. Sono un ex appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza ed ero in servizio alla questura di Gorizia. Ho seguito le vicissitudini che hanno portato al rinvenimento del cadavere della Resinovic Liliana. Il marito della donna, Visintin Sebastiano, lo conosco da tanti anni, fin da ragazzo. Non lo frequentavo spesso ma lo conoscevo. Poi ci siamo rincontrati per caso a metà degli anni 90 nella sagra di Sant'Anna a Gorizia. Abbiamo iniziato a frequentarci io, mia moglie Grassi Laura e sua moglie Liliana. Più che frequentarci erano Sebastiano e Liliana che venivano a trovarci a casa, anche e spesso senza preavvisare. Mia moglie ha intrapreso un'amicizia con Liliana e, posso dire che, sicuramente, abbiamo continuato a frequentarci solo per lei. Liliana era una donna riservatissima, molto riservata e dolcissima. Che io sappia non ha mai fatto alcuna confidenza intima nemmeno a mia moglie, anzi, sono sicuro, perché mia moglie non lo ha mai raccontato. Abbiamo fatto anche delle vacanze insieme con gite organizzate tra noi. L'ultima volta che abbiamo fatto una vacanza assieme è stato circa 2 anni fa, a cavallo tra il mese di settembre ed ottobre. Siccome sono venuto a sapere attraverso i giornali che è stata effettuata una perquisizione a casa sua e sono stati sequestrati dei dispositivi elettronici, volevo far presente, anche al fine di tutelarmi, che poco prima del Natale, non ricordo il giorno preciso, Sebastiano era venuto a casa mia a Romance e mi ha portato 5 hard disk dicendomi di custodirglieli. Io gli ho chiesto come mai mi chiedeva questo e lui mi aveva risposto che c'erano delle foto personali che non voleva andassero in giro. Io, al momento, sono rimasto stupito da ciò, però ho creduto fosse meglio che custodissi un'eventuale cosa che poteva rilevarsi eventualmente importante piuttosto che andassero dispersi. Infatti, alla luce di quanto è poi successo con la moglie, ho deciso di portarli in questi uffici. Conoscevo le dinamiche tra di loro, almeno per quanto riguarda i momenti in cui eravamo insieme. Sebastiano aveva un carattere predominante, ma non solo nei confronti di Liliana, era proprio una sua caratteristica caratteriale. L'abbiamo visto l'ultima volta prima di Natale il 16 dicembre quando è passato a casa nostra e ci ha chiesto il favore di tenere una macchina fotografica che poi sarebbe dovuta venire a prendere da un nostro comune amico di nome Arturo Risuleo, così è stato e, approfittando del fatto che Arturo doveva andare a Udine, è venuto a pranzo a casa nostra con la famiglia e si è fermato a pranzo da noi recuperando la macchina fotografica. Nella circostanza, Sebastiano ci ha lasciato anche una pietra a forma di cuore di colore rosso per la figlia di Arturo e l'ha lasciata nella custodia della macchina fotografica. Quando è passato a casa nostra, gli abbiamo offerto il caffè, chiacchierando del più e del meno. Mia moglie gli ha chiesto che idea si fosse fatto sulla scomparsa della moglie e lui aveva risposto testualmente che si era suicidata. Io non ho mai assistito a litigi tra Sebastiano e Liliana. A casa di Sebastiano e Liliana ci sono stato qualche volta, ma nemmeno io ho idea di dove tenesse la borsetta. De Claudio Sterpin non l'ha mai confidato a nessuno di noi. Ne ho parlato anche con mia moglie dopo che si è scoperto il fatto e non l'aveva raccontato nemmeno a lei con cui aveva più confidenza. Nel rapporto Sebastiano e Liliana a volte mi sembravano anche complici tra loro, nel senso che, pur avendo lui un comportamento predominante, lei sembrava aver trovato un proprio equilibrio. Sebastiano, oltre che dalla pensione, guadagnava arrotando coltelli per macellerie, pescherie e locali. Lui diceva che percepiva circa 400 euro a settimana ed, a volte, veniva contraccambiato dai titolari dei locali con pranzi o cene. Io ho controllato gli hard disk. Sebastiano mi aveva detto che c'erano anche foto nostre e che potevo scaricarle. Le ho cercate scaricandone alcune che riguardavano mia moglie.
Non ho aperto tutte le cartelle perché erano tantissime, ho ricopiato solo quelle che riportavano il nome mio e di mia moglie. Non ho aperto le altre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.